Capitano Maglioli Saber è rientrato in udienza, Sì, bene, diamo atto che è rientrato Maglioli Saber. Allora, la signora Ianni è collegata. Allora, pubblico ministero, prego. Grazie. Senta, eravamo rimasti alla domanda relativa a vicende inerenti i barboni e la pineta di Ostia. Sì. Le avevo chiesto di raccontare degli episodi relativi a questo argomento, se ne ha conoscenza. Allora, un episodio che mi viene in mente subito è di un senza tetto che era morto praticamente al Grassi, e lo lessi anche su un giornale, anche su un piccolo articolo, l'avevano detto di questo clochard che era morto, e praticamente quello che so io, perché lei si vantava di averlo ammazzato lui. Ma quindi era questo che le volevo chiedere, cioè Massimiani che cosa le ha riferito rispetto a questo argomento Barboni dimoranti nella pineta? Le ha raccontato qualcosa, a parte questo specifico episodio? No, vabbè, questo Cosa qua le ha perché è stato un caso, perché lui praticamente prendeva i ragazzetti, però invece di fare come Roberto, allenarli dentro la palestra, lui li portava a far menare alla gente, zingari quelli delle baracche, anche i cani, lo sa dottoressa, anche gli animali hanno picchiato? Cioè, Ma voglio ci dica dire. quello che sa rispetto ad episodi di pestaggi di persone. Sì, ce Cosa le l'aveva ha molto coi detto rumeni, ce l'aveva molto coi rumeni, faceva menare dai ragazzetti, di modo che così i ragazzetti si facevano forza, no? Diventava il suo piccolo esercito, e poi questi ragazzetti comunque li mandava a rubare, e questo se ne è vantato anche alla stazione Lido Centro. Era lui però in Senta, prima ma persona lei che partiva ha mai per queste visto- spedizioni punitive, per questi rumeni, per questi barboni, per questa gente un po' così, forse fatto di cocaina. Dico, lei Non lo questo so, come, però comunque come sia ce lo l'aveva sa? proprio nel sangue l'odio per queste persone. È capitato anche davanti alla profumeria Osè che lui diede un casco in testa a un povero straniero, mo non so se era polacco o rumeno, comunque sia, tanto per, gli fece uscire un occhio di fuori. Cioè, quindi voglio dire, Le stavo chiedendo, Era il lei suo modo- questo era il suo- come lo è venuta a sapere? Come mai lo sa? allora, lo so perché tante volte vedevo proprio questi gruppetti di giovanotti che seguivano Lelli nella pineta con la scusa magari di farsi una cannetta, poi usciva il ragazzetto, siamo menato a questo, siamo menato a quello, è stato Lelli, di qua e di là, e tante volte è successo che Lelli proprio ridendo, fiero delle sue azioni, che aveva fatto queste cose, perché lui aveva comunque sia un guadagno anche in quello, perché far picchiare dei poveri barboni da dei ragazzetti stupidi sotto uso di hashish per lei è normale, perché così almeno li manda a rubare per lui. Ma lei li ha Li mai manda a visti fare cose armati? strane. Mi scusi, lei li ha mai visti con degli oggetti in mano per fare queste spedizioni o no? Le è stato solo raccontato? Sì, coi bastoni, come no, che bastoni. Come no? E chi erano Voglia. le persone che ha visto armate di bastoni per fare queste spedizioni? Uno era Claudio, che si chiama Stellacci, poi gli altri sono amici di mio fratello, Marco, questi stupidini un po' così, Mirko. Sì, dico, ma ragazzini. c'era anche il Massimiani stesso? Questa era la domanda. Come? C'era pure Lelli? Assolutamente sì, tanto che mi ricordo che c'è stato un periodo X molto preciso che il Lelli assoggettava un ragazzino di nome Marco Puglia e lo obbligava a dargli dei soldi, poveretto, lo intimoriva di andare a fare gli impicci, povero ragazzo, perché era più piccolo e aveva paura, faceva come ha fatto con Michael, uguale, allo stesso modo. Poi non so, sto ragazzino dice, lui sostiene di aver preso un fucile, di averglielo fatto vedere, che ha detto se mo non me lasci perdere te sparo, ma sicuramente ha mandato lo zio che si chiama Sebastiano a provare, penso, a chiarire la situazione, perché Lelli era insostenibile.
è insostenibile tuttora. Poi quando si è messo a braccetto con Ottavio hanno fatto fuoco e fiamme, perché lui faceva le cose a nome dei Spada. Ecco come va avanti Lelli. Lelli campa di gloria sugli altri, fa fare gli impicci ai ragazzini, fa le prepotenze, picchia i barboni. Il ragazzino dei 15 anni, 16 anni che vede un Lelli che ha 30 anni e più, prende a bastonate in testa un povero rumeno, si mette paura. Questo mo fa pure a me. Senta, se può, no? Signora, se può collocare temporalmente questi episodi che ha descritto, più o meno, in che periodo si sono verificati? Ma 2013, 14, 15 più o meno, verso il 2015 si è calmata un pochettino la situazione, Cioè un po' calmata, perché diciamo che ha preso proprio la grande unione forte, ha fatto il matrimonio tra virgolette con i Spada, quindi sai con i Spada vai a menare i rumeni, ma chi sei? Cioè, che stai a fare? Si è calmata un po', però fatto sta che quegli anni c'è stato proprio la strage di questi poveretti che venivano picchiati brutalmente. Le ripeto che è stato ferito un cane buttato dentro un burrone per far vedere che lui non c'ha paura di nessuno. Cioè, di che stiamo parlando? Chiamate qualcuno, la protezione civile, qualcuno che è intervenuto per prendere un cane massacrato, buttato dentro un burrone e poi vediamo se è vero. Come è successo a un altro cane bianco tipo Maremano che è stato picchiato. Vediamo se è così o meno, perché se questo ha fatto questi reati, se questo realmente è il demonio in persona, perché ha fatto cose assurde, cose allucinanti. Vediamo, verifichiamo. Io so questo perché a me me l'ha detto lui, o me l'ha detto per intimorirmi, o me l'ha detto per mettermi paura, o me l'ha detto sotto minaccia. Fatto sta che questo l'ha detto, non sta a me verificare, che non ero io, che neanche ero collaboratrice, era una cittadina qualunque che doveva andare nella pineta. Però mi risulta strano se tu te vai a fare una canna nella pineta che esci con bastone. Per lei è normale uscire con un bastone dalla pineta e poi si viene a sapere sui piccoli giornali, le voci di quartiere, lo sai, lì è intervenuta l'ambulanza, c'era quel rumeno massacrato, ma lo sai che al mercato d'Appaiatore hanno massacrato un rumeno? E è lui, perché è lui che fa le cose e dice le cose, come il fatto, vabbè, poi se posso chiederò alla dottoressa se posso mettere in mezzo un'altra cosa, un altro episodio sempre che Lelli mi ha raccontato di fondamentale importanza. Sì, se riguarda sempre Massimiani sì, è pertinente. Prego. Sì, lo dica l'altro episodio che le ha raccontato Massimiani. Allora, quando Lelli voleva intimorirmi di dare casa a Ottavio, giusto? Perché non si sa poi perché dovevo dare casa a Ottavio, perché stava a nascere il terzo figlio e vabbè. Quando dovevo dare questa casa a Ottavio, Lelli mi disse di fare attenzione ad Ottavio, perché Ottavio è spietato, perché Ottavio ha preso uno che voleva dei soldi da uno praticamente e l'ha fatta a pezzi e l'ha buttato dentro un canale, non ricordo se era il canale della lingua o il canale dei pescatori. Mo se è stato trovato sto cadavere fatto a pezzi là dentro e Lelli dice che è stato Ottavio, come mi ha raccontato che in poche parole Ottavio è spietato, ha preso uno insieme a altre due persone, tipo era mi pare proprio Saber che sta in causa e Cristiano Esposito e l'ha mandato in coma vegetativo. Cioè a me le cose, la fonte principale è questo signor Lelli. E poi vorrei fare un appunto: prima ho detto che Nando De Silvio non mi ha mai picchiato ed è vero, però una volta, non mi ricordo se a casa mia o lì di poco, era anche lui la disse la frase uscite chi piedi di traverso è meglio che mi date a me perché io non so come loro. E una volta stavo vicino al centro anziani, mi ricordo, e con una macchina, una Fiat 500 grande, non mi ricordo se era blu o nera, ha cercato di investirmi. Quindi volevo dire questo piccolo particolare, tornando di Nando Di Silvio e tornando a Lelli, cioè che altro posso aggiungere io di questa persona? I fatti di spada li ha detti lui in giro. Aspetti, le perché io le Ottavio non ci ho mai mangiato e non posso sapere che fa pezzi la gente e la butta dentro i canali. Rumeno, albanese, qualunque nazionalità sia, il Guasciard che è stato ucciso, che è morto al Grassi, non lo posso sapere io, è sempre Lelli che l'ha detto. Mi sente? Se sono cose che sono... Sì.
aspetti le domande, altrimenti facciamo confusione. Allora, per questo... mi scusi dottoressa, perché avevo chiesto il permesso se potevo fare questo appunto. Aspetti. Allora, questo come precisazione, diciamo, per la Corte si è fatto riferimento agli episodi relativi all'estorsione delle case popolari, si è fatto riferimento a Naldo Di Silvio, questo è uno dei fatti per i quali si è già proceduto nel procedimento suburbe anche nei confronti di Nando Di Silvio, condannato con rito abbreviato in quella sede. Sente, invece lei adesso ha fatto un altro nome che non avevamo nominato finora, ha detto Saber. Allora io le volevo chiedere lei che cosa può riferire su Saber e se sa qualcosa su Serur Rami, in particolare per tutti e due rispetto al loro rapporto con la famiglia Spada. Prego. Allora, di Saber, che vabbè si faceva chiamare Zuber, so che era un amico intimo di Stellacci Claudio, la persona che ho nominato prima. Ma lei sa come si chiama questo Saber? Mi scusi, sa il nome intero? Com'è? Come si chiama? Saber Maglioli. Ecco, rispetto ai suoi rapporti con gli Spada, è a conoscenza di qualcosa? So che prima è uno tipo lei, è fatto come lei, cioè prima spacciava in vietta per Giovanni e poi si è trasferito all'altra sponda. Però non gli so dire preciso se prima o dopo la morte di Giovanni, perché con me il signor Maglioli non è che ci ha mai mangiato, ci ha mai avuto cosa che spartire, non mi ha mai creato problemi ai quali io mi fossi interessata particolarmente a lui. Sapevo che era un piccolo spacciatore al dettaglio, poi se si è ingrandito questo non glielo so riferire. Senta, lei prima ha detto come Lelli, quindi è passato dall'organizzazione di Galleoni a quella degli Spada. Le volevo chiedere, Sì, sa infatti con stava quali sempre funzioni... in vietta. Non ho sentito, abbia pazienza. Stava sempre in vietta. In vietta, stava sempre in vietta. Dico, lei sa, diciamo, che tipo di attività abbia svolto sia prima per Galleoni e sia dopo? Se lo sa, questi due soggetti che abbiamo nominato, Saber e io ho nominato Serur come domanda. Sì. Allora, per quanto riguarda il signor Maglioli Saber, so che è uno spacciatore al dettaglio. Per quanto riguarda il signor Serur, mi riferisco a Rami, è uno sempre dei pretendenti che voleva questa casa, che poi era allacciato al Clan Spada e quando poi si sono messi in mezzo che sta casa se la so presa Massimino e Bella, si è tirato indietro. So che anche lui, perché la gente si conosce, so che si era aperta una frutteria su Via delle Azzorre, perché sono andata personalmente lì ad acquistare. Poi ci sono andata anche con mio marito Michael, perché lui ha fatto la proposta che voleva dargli dei soldi, tipo 20.000 euro che aveva in mansarda sotto al divano, tutto un impiccio per prendersi casa di mia suocera, poi pure lui si è tirato indietro, non si sa che cosa sia accaduto. Posso sapere di Saber, scusatemi, del signor Rami, che lui è di buona famiglia, i genitori sono lavoratori, ma lui spaccia per zingari. Questo so che spaccia. Quando dice per gli zingari, a chi fa riferimento in particolare? A una persona specifica, più persone? Cioè che lei sappia con chi ha rapporti questo Serur Rami? Ma sempre con Ottavio, cioè questa è gente che se la fa con Ottavio, non è che Rami se la fa con Carmine o se la fa con Roberto Grande, cioè poi può essere pure nella vita, Dio mio. Ma quindi ha detto, mi scusi, Ottavio quale? Il piccolo, cioè è normale che se la fa con i coetanei suoi, poi può essere anche che ci ha avuto collegamenti con Roberto, ma io non posso sapere se sei andata a prendere una lattina di Coca-Cola al bar di Roberto o se sei andata a prendere qualcos'altro, questo non lo so perché non l'ha fatto davanti a me, io posso dire soltanto le cose che ho visto e sentito per certo, le mie supposizioni possono rimanere soltanto ipotesi campeggiate là. Ma noi questo le chiediamo infatti, che tipo di, diciamo, in che ambito avrebbe rapporti con Ottavio, quello piccolo, come dice lei, quindi con Ottavio Spada, Serur? Lei ci ha parlato dello spaccio? Ma loro fanno comunque sia le estorsioni e spacciano, non è che
estorsioni di che genere? Ci vuole spiegare? Ma estorsioni anche ai commercianti, cioè c'è il commerciante che denuncia e c'è il commerciante che non denuncia, c'è sta il ragazzino che si è preso il fumo a 1.000 euro, glielo mettiamo a 4.000 perché siamo malandrini e stiamo con gli spada, Voglio dire, estorsioni di vario tipo, Senta, invece per Voglio quanto dire- riguarda Maglioli Saber, lei sa in che tipo di attività abbia avuto rapporti con Ottavio Spada? Se lo sa, dello spaccio ci ha detto. Io so che faceva un'attività di spaccio e estorsione, basta. Poi non so se anche lui faceva parte della, non mi ricordo come viene definita dal signor Massimiani, comunque tipo dei prestiti che lui fa, che Ottavio farebbe, ti dà 1.000 euro, poi tu il mese dopo gli devi dare 1.450, se no viene Ottavio La Furia che è spietato, ti fa pezzi, ti toglie casa, ti brucia la vita, ti toglie la macchina. Questo non lo so. Però so che anche lui era impegnato nel ramo estorsivo con il signor Ottavio. Ho Di capito. più non posso dirlo perché non li frequento. Io purtroppo, dottoressa, sono stata colpita di riflesso perché, ripeto, mio figlio si chiama Giovanni e mi sono trovata ostia contro, perché io con questa gente posso conoscerla di nome ma non ci ho mai avuto niente a che fare, come la Senta, peste. un'altra cosa, adesso io esibirò alla Corte degli album fotografici. Quelli che daremo alla Corte sono quelli con la leggenda, quindi con l'indicazione dei nomi. Sono persone che lei ha indicato anche oggi e che si tratta di fotografie che lei ha sottoscritto in occasione del riconoscimento effettuato durante la redazione del verbale illustrativo. Allora il cancelliere, che è dove si trova lei, le mostrerà queste fotografie, ovviamente tutte senza nomi. Invece le fotografie che io adesso esibisco alla Corte contengono anche la leggenda. Quindi io le chiedo se vuole sfogliare, diciamo, queste immagini che le vengono sottoposte e dirci se riconosce le persone di cui ha parlato e, per favore, quando le riconosce, se le riconosce, di dirci il numero della fotografia. Va bene? Quindi il cancelliere che è lì con lei dovrebbe aver ricevuto questi album. Sì, Se le Scusi vuole- Presidente, noi difensori potremmo capire di quale album stiamo parlando? Sono quelli depositati ovviamente agli atti del procedimento Eclissi, che fanno parte del verbale illustrativo. Sì, se ci Possono dice la essere- data, sono pubblico quelli. ministero, così la seguiamo. Sono tutti quelli che avete depositati in Eclissi. Se vuole la data in aiuto, siccome lei ha sono detto- quelli dell'8 gennaio 2016. grazie. Prego. Allora, possiamo procedere. E del 28 Stavo dando aprile un'occhiata. 2016. Sì, l'album fotografico però mi stava dicendo che sono un po' in bianco e nero. cos'è? Sono un po' sbiadite, sono Un po' fotocopie sfocate, ovviamente. lo dica al microfono. e sono un po' abbastanza sfogate. Sì, sono Quindi sta fotocopie, dando- sono fotocopie, gli originali ovviamente non potevano essere spediti lì, diciamo, dove si trova lei per il collegamento. Vabbè, vediamo se ci Se riesce non a- sono poi, diciamo, se non riesce a riconoscerli ce lo dice e dice no, insomma ci dice se la foto si vede troppo male. Allora, se vuole sfogliare queste fotografie e dirci se individua i soggetti dei quali ha parlato adesso, quelli nominati oggi. Ah, solo quelli nominati oggi, lo dico? Eh sì. O tutti? Sì, per quanto riguarda le domande del pubblico ministero, sì, quelli nominati oggi. Ok. Spada Maria Dora, seconda foto. Quindi foto numero 2, lei riconosce la persona di cui ci ha parlato oggi come Spada Maria Dora. Poi, Foto numero 5, Massimo Massimiani. poi, Foto numero 6, Sandrino Alessandro Massimiani. ossia il fratello di cui ci ha detto? Sì. Ok. Sì. Poi, Foto numero 8, Pelé. sì, del quale prima ci aveva detto anche il nome oltre il soprannome, ce lo vuole ridire per aiutarci? Enrico. Cognome? Spada. 10, Spada Massimiano. 11, Spada Ottavio. Quale?
E il piccolino? Sì. 12 è Spada Silvano, 13 Nando De Silvio, 14 Carmine Spada, 15 Enrico Spada. Niente, questo ma chi è? Va bene, grazie. Il pubblico ministero non ha altre domande. Stavo vedendo gli altri. Vabbè. Il difensore di parte civile ha domande. E foto numero 18 Emanuele Marano, che ho trovato all'ultimo, stavo sfogliando per vedere se lo trovavo. La Aspetta. 18 a chi corrisponde? Sì, è l'album numero 2, per la Corte dico, sono 2, no? Ci dice il numero, ci scusi? 18 Sì, e chi è? Marano Emanuele. E cioè ci vuole ricordare in che occasione ce l'ha nominato oggi? Il ragazzetto che gli hanno tolto casa che dormiva in macchina. Va bene, abbiamo capito, sì. Grazie. Nessun'altra domanda per il pubblico ministero? Per ora. Da parte civile nessuna domanda, Nessuna grazie. domanda. Allora i difensori degli imputati, chi vuole Sì. cominciare? Inizio io, Presidente, perché poi non so se devo andare via. Allora, avvocato Bruzzese, prego. Sì. Senta, signora, lei su una domanda del pubblico ministero ha detto, se ho ben capito, che lei ha fatto uso di stupefacenti solo hashish quando era da ragazza. Ricordo bene? Sì, saltuariamente hashish da ragazza, sì. Cioè, lei ha mai usato cocaina? Guardi, sinceramente usata no, l'ho vista, quello sì, l'ho vista, ho anche messo il dito per assaggiarla, ma non di più. Io la odio la droga, io la odio perché mi ha rovinato la famiglia a me la droga, mi dispiace, non so tossica. Senta, lei è mai stata condannata, arrestata per detenzione di cocaina? Mai, detenzione di cocaina mai, mai proprio, ma mai nella luce proprio, mai lontano da me quelle cose. A me mi hanno fatto una perquisizione in mansarda di mia suocera